Buonasera. Sta seguendo in diretta sul sito, sul portale YouTube e su Facebook di Centro di Medicina. È una serata speciale, questa è la 321esima serata del Tour della Prevenzione, che festeggiamo veramente in modo plateale, diciamo, con un pubblico delle grandi occasioni e con degli ospiti delle grandi occasioni. Non serve che presenti quasi nessuno, perché sono poi di fatto tutti noti gli ospiti di questa serata, a cominciare da Sonia Cocon-Bottignoni, cardiologa molto conosciuta in città, il primario Antonio Sacchetta, internista, no? E naturalmente lo psichiatra, saggista, opinionista, chi più ne ha più ne metta, Paolo Crepè. Io a tutti e tre farei subito un applauso. Per parlare tra l'altro di un tema molto difficile, perché il tema del dolore è quanto mai comune, perché ci accomuna in tanti, ma sicuramente è difficile parlarne, perché nessuno di noi vorrebbe parlare di un tema così. E allora mi permetto di fare un plauso agli organizzatori, in primis l'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Centro di Medicina Conegliano, Banca Prealpi San Biagio e la città di Conegliano, che ha giustamente patrocinato questa serata. Non vi tedio con i numeri sulla cronicità. Questa sera toccheremo tre aspetti del dolore: il dolore acuto, il dolore cronico, il dolore emotivo, che fa parte della nostra sfera emozionale. E andremo a fondo con questi nostri tre ospiti, ma prima di cominciare vorrei dare la parola, come dicevo prima, ai due protagonisti, diciamo, organizzativi di questa serata, e chiamo qui con me il presidente Flavio Salvador. No, a posto, quella è mia, sì. Il sindaco di Conegliano Fabio Chies e non me ne voglia anche Vincenzo Papes, amministratore delegato di Centro di Medicina. Saranno telegrafici. Allora, un grazie intanto al sindaco, perché veramente non solo ci ha aperto le porte di questo bello scrigno, ma allo stesso tempo, insomma, ha consentito di far entrare un po' più di persone. Fuori ne sono rimaste tante. Chiaramente abbiamo suggerito di seguirci attraverso la diretta streaming, e poi naturalmente noi saremo comunque qui fino a notte fonda per firmare quanti più libri sarà possibile firmare del professor Crepè. Allora, io partirei in questo caso dal sindaco, che è il primo padrone di casa della serata. Buonasera a tutti, ha detto Marco, telegrafici, e lo saremo. Devo ringraziare tutti coloro che sono qui presenti, i relatori, tra l'altro noti per la loro capacità di dire quello che pensano, cosa che oggi non è poi così scontata. E è vero, ho firmato una carta per far entrare qualcuno in più, non so quanto valga la carta che ho firmato, ma sono molto sereno perché vedo l'Associazione Soccorritori degli Alpini e farei veramente l'applauso a loro, perché se possiamo essere qua in qualcuno in più è perché loro hanno dato la loro disponibilità come volontari. Non aggiungo altro, vi ringrazio, spero che ci siano altri di queste serate, ringrazio poi chi permette che questo avvenga, per cui grazie per quello che fate sul territorio, dal Centro di Medicina alla Banca, all'Associazione, e saluto anche il dottor Antiga, presidente di Banca delle Prealpi, perché veramente quello che fate sul territorio come banche di credito cooperativo è qualcosa che non riusciremo a fare in altro modo. Grazie e buona serata a tutti. Presidente Salvador, un grande compito questo della Noi per Noi, forse ancora non conosciutissima come associazione di mutuo soccorso, ma che avrà sempre più un ruolo centrale nell'assistere le persone per quanto riguarda soprattutto i temi della salute. Sì, grazie. Allora permettimi intanto di portare, oltre ai miei saluti, i saluti del Consiglio di amministrazione della Noi per Noi, che è qui presente quasi al completo. E porto anche i saluti del presidente Carlo Antiga, qui presente, del direttore generale, dottor Girolamo D'Adalto, e saluto tutti voi
vi ringrazio per aver aderito all'invito, vedete che siete numerosi, dispiace per quelli che non sono potuti entrare, ma purtroppo il numero, la capienza è quella e quindi così è. Che dire, la domanda è precisa e la risposta lo sarà altrettanto. I numeri parlano per noi. Nel corso anche di quest'anno abbiamo fatto oltre 1000 screening. Questo vuol dire che il messaggio della prevenzione passa, è stato raccolto e quindi per noi che seminiamo in questo senso diciamo che abbiamo la soddisfazione di veder premiati i nostri sforzi perché c'è molta adesione. Questo è possibile per vari motivi, ma soprattutto perché Banca Prealpi San Biagio sostiene l'associazione attraverso una contribuzione fattiva e per questo noi ringraziamo Banca Prealpi San Biagio per tutto quello che ci mette a disposizione. Grazie ancora. Al signor Papes telegraficamente chiedo soltanto quanto Centro di Medicina intende ancora fare per il territorio, portando non solo servizi ma anche questo tema importante dell'informazione. In questo ultimo periodo, in questi 2 anni, abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto sia fondamentale essere informati e possibilmente informati bene. Sì, buonasera a tutti. Ma noi siamo orgogliosi che abbiamo messo in piedi questo tour della prevenzione che naturalmente gira serate in tutta la provincia, se non tutta la regione. E quindi questo per noi è importante perché portiamo un messaggio di prevenzione al territorio. Siccome noi poi lavoriamo col territorio, è importante dialogare col territorio. Io vorrei ringraziare, noi per noi e la Banca della Marca perché da anni stiamo collaborando. No, scusi, Banca Prealpi, scusi, perché qui, scusa, adesso ho già fatto la mia gaffa, quindi bene, sono partito bene. E diciamo così la banca perché da parecchio tempo stiamo collaborando insieme e oltre che fare diciamo così, più di qualche serata sulla prevenzione stiamo veramente lavorando molto bene sugli screening perché quanti anni è che stiamo lavorando insieme, quindi direi che questo connubio tra noi, diciamo così, l'associazione e la banca sta dando dei grossi risultati e naturalmente la gente è molto contenta. Mi ricordo ancora che grazie a questi screening che facciamo ogni tanto riusciamo a, diciamo così, è brutto dirlo, ma ad trovare qualche problema che riesce, diciamo così, a risolvere i problemi perché se preso in anticipo alcune malattie, diciamo così, vengono curate. A volte arrivare in ritardo e diventa, diciamo così, problematico. Quindi io ringrazio comunque, diciamo così, per tutto il lavoro che stiamo facendo e mi scusi ancora per la mia gaffa, ma è bello ogni tanto qualche gaffa va bene perché così muove il coso, l'ambiente. Riprendo un attimo e mi scuso il microfono. Io ho capito, volevo vedere se eravamo attenti alla cosa, ecco, quindi va bene. No, ho ripreso il microfono soprattutto per fare dei ringraziamenti doverosi al gruppo Alpini di Parè, li faccio al capogruppo Dennis e lo estendo a tutti i partecipanti e all'associazione Soccorritori che sono sempre presenti, qualunque momento noi li chiamiamo. Grazie. Grazie Sindaco, ritorneremo visto il successo. Va bene? Grazie. Allora, perfetto, io direi che possiamo veramente cominciare. Anch'io adesso vado a sedermi tra loro. Abbiamo detto parliamo di dolore questa sera. 17 ottobre è stata la giornata mondiale del dolore. In Europa il dolore colpisce il 20% degli adulti, lo si definisce in tutte le maniere possibili e immaginabili. Con i nostri ospiti abbiamo detto che cerchiamo di entrare nel merito del suo significato vero. Quindi la parola va adesso alla Sonia Cuccon-Buttignoni, alla nostra cardiologa, perché a lei la domanda naturalmente che facciamo è afferente al dolore acuto. Quindi questo dolore che possiamo dire chi di noi non l'ha mai provato, compare all'improvviso, può essere il sintomo di un danno, mi verrebbe da dire l'immagine più evocativa, quella dei sintomi per esempio prima di un infarto. Dottoressa, cosa ci dice a tal proposito?
Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qua, grazie agli organizzatori per la serata, ma anche per l'idea. Io trovo l'argomento molto attuale. Forse più che mai stiamo scappando dal dolore, abbiamo paura del dolore, e ci anestetizziamo con tanta facilità, sia prendendo il farmaco al primo sintomo, sia per un dolore psicologico. Il dolore invece nel nostro ambito medico non è una cosa del tutto negativa. Il dolore è una spia di un sintomo che ci aiuta a capire che c'è un problema. È un campanello d'allarme. Quando questo campanello d'allarme non c'è, è molto più difficile fare la diagnosi. Allora io ovviamente come cardiologo mi focalizzerò più sul dolore toracico. Dal dolore toracico dobbiamo distinguere due tipi di dolore: il dolore grave per il quale bisogna reagire prontamente e il dolore tutto sommato non così importante che possiamo quasi trascurare. Il dolore grave, tra i primi e quelli più temibili, ovviamente il dolore di infarto. Come fare a distinguere un dolore da infarto o angina pectoris da un dolore intercostale, da infiammazione dei muscoli, dei nervi o delle cartilagini? Allora, il dolore che vi compare, molto focalizzato, che riuscite a identificare con un dito e dire è qua, magari anche migrante, un po' qua, un po' là, è un dolore che non vi deve preoccupare. Però un dolore che non riuscite a focalizzare con questa precisione e dovete esprimerlo con una mano intera e dire è qua da qualche parte, ma non riesco a capire bene dove. A volte si irradia verso la spalla o verso il giugolo, verso la mandibola, ma non è molto preciso, non è molto localizzato. Quello non è un dolore di superficie. A maggior ragione se si associa a sintomi secondari come la sudorazione, a sintomi come nausea, malessere forte. Ecco, quello è un dolore che può essere un dolore anginoso. L'angina di solito compare da sforzo. Attenzione, se durante un'attività sportiva compare un dolore così ampio, oppressivo, crampiforme e poi sparisce con la sospensione dello sforzo, quella potrebbe essere l'angina, la famosa angina pectoris. Quanto dura l'angina? Se è un dolore che dura pochi secondi, non è il cuore, non può essere, non può svilupparsi in così poco tempo. Il dolore cardiaco dura 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti. Attenzione, dopo 20 minuti, 30 minuti è un infarto. E allora cosa si fa? Se dura 20 minuti, 30 minuti, si va in ospedale? No, non si va in ospedale, si chiama l'ospedale. Si chiama il 118, è l'ospedale che viene da voi. Attenzione, per dolori importanti, duraturi, che persistono per mezz'ora e non passano, spesso si fa l'errore di prendere la macchina e andare in ospedale e a volte non ci si arriva. E questo è un messaggio importante, questo è un messaggio che bisogna ricordare. I dolori sono sempre uguali, sono sempre così, è sempre questo peso che schiaccia e dà fastidio, è sempre un dolore che compare con lo sforzo? Purtroppo no. Allora intanto un gruppo anomalo come sempre è il gruppo delle donne. Il dolore femminile è spesso diverso da quello degli uomini. Ma perché non lo descriviamo come un dolore femminile? Qua l'ambiente scientifico dovrebbe fare un mea culpa, perché non l'abbiamo studiato, perché abbiamo sempre studiato sui dolori dei maschi e abbiamo curato le donne come degli uomini fragili. Non è così. Il dolore della donna confonde spesso, perché non siamo abituati ad averlo in mente così chiaramente. L'infarto di una donna può comparire a livello dello stomaco, epigastrico. Può essere accompagnato a nausea, a vomito, sudorazione, a una forte stanchezza, mancanza di respiro, a entrambe le spalle. Noi donne siamo sempre un po' complicate, se vogliamo essere sincere, non siamo mai così lineari e semplici. E anche il dolore da infarto nella donna può essere più facilmente misconosciuto. Le donne hanno anche le coronarie più piccole. Spesso abbiamo le coronarie tortuose, sembrano dei ricci.
ovviamente più difficili da trattare. Questo cosa comporta? Che la donna a volte, e molto spesso purtroppo, è trattata meno. Sia perché misconosciamo il dolore, sia perché è più difficile trattarla, sia perché ci ammaliamo dopo. Ci ammaliamo 10 anni dopo i maschi. Fino alla menopausa siamo protette dagli ormoni. Dopo questa protezione viene a mancare, però quando ci ammaliamo siamo più gravi e più difficili da trattare. Questo bisogna ricordarcelo. C'è un gruppo di persone nelle quali il dolore non compare, per esempio i diabetici. I diabetici con una neuropatia non riescono a sentire bene il campanello d'allarme. Ed ecco che capiamo che è importante questo campanello d'allarme. Il dolore ha senso. I diabetici, per esempio, sentono di più mancanza di respiro. Una mancanza di fiato per noi è un equivalente ischemico, cioè una sofferenza cardiaca come un infarto. Anche questo dobbiamo tenerlo presente. Noi facciamo diagnosi in base alle probabilità. È ovvio che una persona che ha più fattori di rischio, fumo, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, se ha un dolore che ci suggerisce un'angina, andiamo a pensare a quella. Però attenzione anche nei giovani. Possono esserci patologie, malformazioni, cardiopatie. Anche la cocaina dà infarto. Non sarebbe la prima volta che lo vediamo, anche perché ce n'è. Per cui dobbiamo considerare vari aspetti nell'implicazione del dolore toracico. Come ultima cosa, prima di passare la parola ai colleghi, vorrei accentuare anche il ruolo emotivo nelle cardiopatie. Noi abbiamo spesso a che fare con persone che sono rimaste traumatizzate, sia per aver avuto un infarto, infatti le persone, soprattutto giovani, dopo un infarto per un anno vengono spesso al pronto soccorso, perché riconoscono, hanno tante cose, hanno tanti dolori che probabilmente hanno sempre avuto, ma non li avevano mai neanche notati. Invece adesso si sono scottati, dopo la gioia di avercela fatta è subentrata la paura della recidiva. Questa è un'implicazione emotiva importante. Nella nostra anamnesi cardiologica c'è sempre la domanda: avete avuto casi di morte improvvisa giovanile in famiglia? Ecco, questa domanda a volte apre il vaso di Pandora. Tantissimi dolori emotivi, tantissimi traumi familiari, a volte mai metabolizzati. Donne che hanno visto morire i loro figli perché non si sono svegliati al mattino, oppure figli che hanno perso la mamma quando erano ancora piccoli e non hanno saputo intervenire, si sono trovati da soli in cucina e la mamma gli è morta tra le mani. Questi sono traumi che si portano a vita. Questi sono traumi che si trasmettono anche all'interno delle famiglie. Ci sono famiglie con malattie genetiche per le quali c'è il rischio di morte improvvisa. Noi dobbiamo fare i conti sia col dolore fisico che col dolore emotivo, che nella nostra realtà purtroppo non è per niente raro. Per il dolore toracico io al momento mi fermo qua. Dire una cosa, dottoressa, che rispetto al periodo del Covid in cui a crearci veramente difficoltà era l'ansia provocata anche dall'informazione, Sì. Oggi siamo tornati col problema dello stress però. Sì. Durante il Covid noi abbiamo perso 20 anni di lavoro di prevenzione. Abbiamo avuto, se non sbaglio, 800.000 fumatori in più, il consumo di alcol è aumentato, il colesterolo è aumentato, il peso corporeo è aumentato, le persone che prima avevano l'abitudine di fare attività fisica hanno smesso e poi alcuni hanno ripreso, altri no. Per cui è peggiorato molto il quadro della prevenzione. Nonostante questo ci sono dati discordanti anche sull'aumento degli infarti o delle morti improvvise. Questo è un argomento anche interessante, al quale io non ho una domanda, non ho una risposta precisa. Dobbiamo vedere la fine dell'anno e fare un po' la riga, fare i conti, però al momento non sembra che ci sia un aumento delle morti improvvise. Purtroppo queste morti noi le abbiamo sempre viste, sia sui
sia a livello del GISE, i registri della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, sia sulle schede Istat. Non sembra che ci sia un aumento della mortalità giovanile, però sicuramente abbiamo peggiorato il quadro della nostra prevenzione. Dottor Sacchetta, passo a lei. Quindi un dolore improvviso, un dolore che provoca, diciamo, un momento anche di spaurimento, e poi abbiamo capito che opportuno sarebbe, non so, una telefonata, veramente la famosa telefonata 118, che allunga la vita. Però spesso si sente, soprattutto con le persone adulte, diciamo, di una certa età, anche un lamento per un dolore che tendenzialmente passa quando lo si cura, si pensa di poterlo curare definitivamente, in realtà poi ritorna. E quindi si imputa la cosa alla mancanza di abilità del professionista magari. Ma perché quel dolore ritorna? Allora, innanzitutto permettimi di ringraziare gli organizzatori, ma lo dico col cuore, perché ritengo, e tutte queste persone che sono qua, tra cui ne conosco tantissime che si occupano di volontariato, no? Anche delle persone che hanno lavorato con me tanti anni, quindi mi fa piacere rivederle. E dico questo un po' per rispondere poi al tema mio, che è quello del dolore cronico, perché il dolore cronico è appunto un dolore che dura, per definizione internazionale, 3 mesi. Allora, mentre il dolore acuto, ci ha detto molto bene la dottoressa, che è un dolore di allarme, quindi è il dolore, banalizzo, che mi viene se mi avvicino alla pentola bollente. Viva Dio, ho il dolore, retraggo la dita e non me le brucio. Il dolore cronico è una malattia nella malattia, e questo noi lo sappiamo. E il dolore cronico, quindi un dolore che dura più di 3 mesi, che può essere continuo o ricorrente, come diceva Marco Ceotto. Cioè che magari ti lascia stare per un periodo e poi ritorna. Allora noi lo dividiamo in vari capitoli, perché noi medici abbiamo bisogno di creare delle categorie, perché ci aiutano a comprendere meglio i fenomeni che vediamo. Fondamentalmente io semplifico dicendo il dolore di tipo reumatico, e metto dentro anche l'artrosi, degenerativo. Un dolore quindi che non ti porta a morte, per la causa che lo scatena, ma che ti può rovinare la vita. Poi c'è un dolore, purtroppo, che è il dolore da tumore, il dolore neoplastico. Un dolore neoplastico, il quale è un dolore che va trattato, e vi dirò dopo, anche in una maniera molto particolare. E poi abbiamo un dolore, lo dico anche proprio perché molte volte il medico fa difficoltà a districarsi da questi tipi di dolore, che è un dolore che è colpa degli strumenti che portano dolore, cioè noi lo diciamo neuropatico, cioè nocicettivo, per dire un parolone, cioè non è il dolore di chi ti dà il calcio nello stinco, non è il dolore del cancro che ti sta prendendo il fegato, ma è un dolore come ad esempio chi ha la neuralgia dopo lo zoster, dopo il fuoco di Sant'Antonio. È un dolore neuropatico, non vedi più le macchie, non vedi più niente, le vescicole, ma è un dolore che ti continua mesi, alcune volte. Ecco, è molto importante conoscere la causa, perché, e qui vado subito a un aspetto, noi anni fa venivamo incolpati in Italia che eravamo il fanalino di coda perché usavamo pochi oppioidi. Io mi ricordo quando lavoravo in Lombardia, il mio primario mi mandò, all'inizio della mia carriera, dal professor Ventafridda, che era un antesignano della cura del dolore dell'Istituto appunto per i dolori oncologici. Dolore oncologico che non si cura solo coi farmaci, ma addirittura dobbiamo interrompere le vie del dolore. Dobbiamo interrompere le vie del dolore. Le vie del dolore hanno una riflessione a livello della nostra testa, al punto che sapete che noi abbiamo un dolore d'arto fantasma. Questo è il tipico esempio. Amputo una persona e questa persona si lamenta del dolore al piede che non c'è più. Vedete il dolore? Quindi usa dei canali che sono
confondenti, Però dicevo, attenzione, venivamo incolpati di non usare abbastanza oppiacei e poi avete visto dai giornali ultimamente le grosse problematiche con l'ossicodone, che è una specie di morfina per capirci, nel dolore non oncologico. E allora ecco che se la diagnosi è una diagnosi di patologia fastidiosa ma di natura benigna, se hai l'artrosi, che è un processo di invecchiamento, di degenerazione di un'articolazione, ma devo usare gli stessi strumenti che utilizzerei in un paziente che ha un'aspettativa di vita limitata per un cancro del pancreas? È chiaro che il mio intervento deve essere, diciamo, a tutto campo. Dopo sentiremo dal dottor Crepè tutte le ripercussioni, i riverberi. Non c'è un dolore che è oggettivo. Giusto, dottor Crepè? Non esiste l'oggettività. Io mi ricordo quando facevo della chirurgia pronto soccorso, c'erano persone che potevi cucire senza problemi, altri che non ti potevi avvicinare neanche con un ago, dovevi fare tutte le anestesie locali. Il dolore è una potente componente soggettiva, per cui noi non possiamo dire al paziente ma tu non hai niente. Guai, anche perché noi sappiamo che esiste una soglia di cancelli che noi dobbiamo creare dallo stimolo dolorifico alla nostra percezione del dolore. Allora una cosa io dico che fortunatamente noi in Italia siamo invece tra i pochi paesi in Europa ad avere una legge del 2010, 12 anni fa, che istituisce le cure palliative, che non sono solo oncologiche. Il problema semmai è nella loro implementazione, ma anche nella nostra ULSS vengono fatti addirittura dei concorsi per palliativisti. Poi non trovi i medici perché non li trovi, ma esistono delle unità operative che si occupano di terapia del dolore. E l'ospedale senza dolore? Ormai è anni che assieme alla... E qui appunto ho visto parecchie infermiere, passano la mattina, misurano il polso, misurano la pressione, misurano gli atti respiratori, la saturazione dell'ossigeno e chiedono al paziente adesso quanto dolore hai, in una scala da 0 a 10. Perché noi dobbiamo agire su una cosa che gli antichi latini dicevano che era divino e da dei sedare il dolore, cioè controllare il dolore ci viene dagli dei, dicevano gli antichi latini. Quindi noi dobbiamo aver coscienza che siamo in un contesto, fortunatamente, di organizzazione sanitaria dove stiamo implementando in maniera potente un supporto che non è solamente di farmaco, che non è solamente di intervento di infiltrazione, banalizzo, poi semmai a livello di domande potremo andare più a fondo, ma è a livello di accompagnamento, di vicinanza, perché la soglia del dolore, io dico sempre ai miei pazienti, sulle navi c'è una soglia, anche presente le navi militari, forse più di quelle civili che sono diverse, dove tu chiudi una zona e l'acqua non entra perché hai creato una soglia. E noi dobbiamo alzare la soglia del dolore, alzarla anche attraverso una componente psicologica. E dopo sentiremo bene il dottor Crepè. Dottor Sacchetta, io più che una domanda le chiederei una testimonianza, perché non nego che parte anche dell'ispirazione di questa serata nasce da quella chiacchierata che facemmo l'anno scorso in merito all'esperienza del Covid. Lei l'ha vissuta in prima persona, perché di fatto un dolore cronico di una persona coinvolge tutta la famiglia. Certo. Ecco perché ho detto anche nelle cure palliative, parlavo prima di associazioni di volontariato. Noi abbiamo sul territorio, particolarmente nell'ambito oncologico, cito la Fiorot, cito l'Advar di Treviso, cioè abbiamo dei grandi aiuti di sostegno. Talvolta, io ho fatto parecchi corsi anche per i volontari della Fiorot, anche solo un volontario che riesce a dare un paio di ore di aria al caregiver, cioè al familiare che deve stare vicino al proprio paziente grave. Anche questo può essere, è un supporto anche che può aiutare. Il dolore è inevitabile a una sfera emotiva. Ne abbiamo lette nel passato, forse qualcosina si legge ancora perché non si smette mai di scrivere poesia.
Spesso il male di vivere ho incontrato, scriveva Eugenio Montale, cioè la vita come un susseguirsi di dolori e di dolore. Potremmo in qualche maniera definire questo una sorta di dolore emotivo cronico. Ma se noi rileggiamo i fatti di questi giorni, i fatti di cronaca, il dolore è descritto come, per esempio, indicibile di Occhetto che perde suo figlio, ma di quanti padri o madri perdono i propri figli. Annalisa Cuzzocrea sulla stampa dell'omicidio di Baldisserri, del giovane Baldisserri, scrive: un dolore inaccettabile, abisso di un dolore indicibile. Allora chiedo al professor Crepè come si cura il dolore emotivo? E poi c'è veramente un dolore, in questo caso allora persistente, di dolore emotivo che si può, a dispetto di quello cronico, diciamo fisico, curare e dal quale si può guarire? Buonasera, grazie. Intanto volevo dire una cosa riguardo quello che è stato appena detto, che mi fa molto piacere, perché io alcuni anni fa ho fatto una sorta di tour in Italia con altri colleghi per spiegare alla gente, per spiegare anche alle persone che lavorano sui servizi territoriali quanto sia importante la legge che lei ha nominato, che ci ha fatto diventare all'avanguardia. Cito una cosa a cui pensiamo poco perché è una sorta di contraddizione: il dolore dei bambini dei reparti oncologici. C'è una cosa terribile riguardo a questo: ci sono delle liste d'attesa addirittura per accedere ai farmaci, di cui finalmente possiamo parlare, perché una volta sembrava quasi che dovessimo tutti soffrire perché era così, per varie ragioni, adesso finalmente possiamo anche dire che il dolore è l'obiettivo di una lotta della medicina. La medicina deve sconfiggere il dolore, non può convivere col dolore, là dove si può, come si può, finché si può, ovviamente. Questo non vuol dire dare un oppiaceo a uno che ha un po' di male alle ginocchia, questo ovviamente no, però sappiamo una cosa ovvia, che la popolazione, ma che non è una cosa brutta, che quando io facevo medicina, forse l'aspettativa di vita sarà stato intorno ai 70 anni, 72, 73 anni. Adesso si è allungata enormemente, questo per fortuna, siamo tutti contenti che sia così, però, e poi c'è un però, cioè, ci sono dei costi sanitari, assistenziali, che dobbiamo in qualche modo prevedere, perché una civiltà prevede queste cose, non le fa a caso. Quindi io sono preoccupato quanto voi per quello che è successo, perché le liste, come voi sapete, per malattie oncologiche sono allungate a dismisura. È proprio notizia di oggi di quanto la pandemia abbia totalmente scompensato la medicina, non solo quella ospedaliera, ma anche e soprattutto quella territoriale. Questa è una preoccupazione per tutti, perché non si fa prevenzione e questo vuol dire aspettarsi un aumento inevitabile, direi, delle patologie. Detto tutto questo, e quindi richiamando ad un dovere che abbiamo tutti, noi abbiamo un servizio sanitario da 40 anni, no, forse anche di più, 78, è straordinario, importante, che ci ha resi anche, forse anche ammirati in giro per il mondo. Bene, questo servizio comprende anche i servizi territoriali. Una cosa vorrei
ricordare che ci sono delle età, e l'età dell'adolescenza è un'età ad altissimo rischio di cosiddetto dolore esistenziale, che non è legato ad una patologia particolare, è il dolore del vivere in un momento in cui costruisci la tua identità, misuri le relazioni con gli altri, anche all'interno di una famiglia. Bene, noi non abbiamo servizi per questo, ne abbiamo pochi, proprio non ce li abbiamo. Voi pensate alla preadolescenza. Sono ragazzi e ragazze troppo vecchi per entrare nella pediatria o nella neuropsichiatria infantile. Sono troppo giovani per entrare nei servizi degli adulti. E quindi è una coperta che non abbiamo. È strano, voi lo riterrete, ma sapete cosa incide questo problema? Che poi magari trova una sua soluzione anche con la crescita, però in quel momento lì è un problema che porta, per esempio, ad un padre a andare a lavorare con la testa da un'altra parte, a un genitore, padre o madre a cercare di trovare un lavoro part-time. Perché? Perché devi stare dietro, perché non sai più cosa fare, dormi meno di notte e tutto si accelera, tutto si deteriora. I rapporti anche di coppia molto spesso si deteriorano proprio per questo, perché c'hai un problema in casa e uno magari dice vabbè, ho lavorato tutto il giorno, faccio fatica a tornare a casa perché devo ricominciare a discutere, no, dove è andata, dove non è andata, problemi di alcolismo, problemi di altre cose, di assunzione di droghe, e tutte queste sono aumentate in una maniera esponenziale. Allora, a fronte di tutto questo, noi continuiamo a non immaginare dei servizi, perché la differenza che c'è tra questo e altre cose è proprio che questo va immaginato perché non c'è. I consultori ci sono, possono essere implementati. I servizi di medicina di base ci sono, bisogna implementarli, perché col fatto che tanti sono andati in pensione abbiamo la rete molto larga adesso, non abbiamo più la rete stretta. Io abito in un paese dove c'erano 4 medici di base, non ce n'è neanche uno. Siamo proprio così, 7.000 abitanti, voi direte sono pochi. Ho capito io, intanto 7.000 sono molti anziani, perché non sono tutti ragazzini come voi vi immaginate, anzi ce ne sono pochi. Questo per dire che in una regione dove abito, il Lazio, si tollera che non ce n'è. Come non ce n'è? Secondo me è un problema, però è anche un problema economico, perché poi quando arrivi a dover essere ricoverato costi. Guardate, c'era a questo proposito una vecchia, che non era una battuta, era un intervento di un senatore americano quando si discusse in America di quello che si chiama Medicare, Medicaid, cioè dell'assistenza alle persone che non hanno una copertura assicurativa, che è un bel problema e per fortuna noi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale, ogni tanto bisogna anche ricordarlo che non siamo proprio messi. Vabbè, il senatore disse, allora, un cittadino nell'ultima settimana di vita costa di più che nell'ultimo mese di vita. L'ultimo mese di vita costa di più che l'ultimo anno di vita e l'ultimo anno di vita costa più degli ultimi 5 anni di vita. Punto. Quindi o li ammazziamo, oppure bisogna fare i conti con questa realtà cercando di spostare questa cosa, perché è evidente che è così, perché un reparto di rianimazione, ve lo dico a voi che me lo insegnate, costa 4 volte un reparto di medicina. E quindi meno ci si va, meglio è per la persona, per i suoi cari, per tutto quanto, ma anche per tutti quanti noi. Allora, questa cosa qua, per esempio, è un problema.
Guardate che lo stress di una famiglia che deve affrontare non per un'ora o per un giorno, perché non sono problemi acuti, perché quando hai un problema in casa, cosa fai? Chi ti aiuta? La scuola non è capace di affrontare questo problema, registra solo il fatto che Monica o Giovanni non vengono più a scuola, cosa facciamo? Cosa gli mandiamo dietro i vigili? Cosa fai? Capite che noi siamo di fronte a queste cose qua assolutamente impotenti, ma non possiamo rimanere impotenti, dobbiamo, io penso, anche una gioia inventarsi delle cose che poi funzionano. Guardate, non lo dico per polemiche, perché a me non mi interessa, sono fuori età per fare le polemiche. Però io ho fatto dei progetti per delle ragioni. Secondo voi mi hanno chiamato? No, non è che li ho fatti perché volevo fare il fenomeno, perché me li hanno chiesti. Mi hanno chiesto come si fa a fare un centro di aiuto alla crisi di un adolescente. Un adolescente che non è in crisi è preoccupante. Quindi non è un fenomeno, perché è l'adolescenza stessa. E una volta si diceva, no, che era l'età anziana che era di per sé stessa malattia, no? I vecchi clinici ce lo dicevano. Beh, io direi che anche l'adolescenza non è male come creazione di problemi, anche perché, scusate se insisto, ma abbiamo voluto anche cambiare i tempi della crescita. Io non so se abbiamo fatto proprio bene, perché pensare che la vita di relazione, compresa quella sessuale, inizi a 12-13 anni, io ci avrei pensato prima di mettere come regola questa cosa qua, però c'è. Non fate quelli che non lo sanno, perché basta andare d'estate a Jesolo o non so dove andate voi, da queste parti, è così. A 13 anni fai seratona, cosa vuoi fare? Seratona non è che bevi latte tiepido col miele, seratona implica una serie di cose che poi sono a rischio, perché se inizi in maniera così anticipata una vita amorosa, sentimentale, non la sai gestire, perché a 13 anni non la puoi, perché non sono 20 anni, sono 13, è inutile che giochiamo a carte. E allora quel dolore là, che è un dolore, il dolore di un amore che non si sa, no? Il dolore anche dell'identità, chi sono, cosa faccio, no? Mi vogliono bene, non mi vogliono bene. E l'amicizia, no? può iniziare, ma può anche essere tradita, come tutti noi sappiamo. Ecco, tutte queste cose qua sono... Allora, scusa, facciamo due conti. Allora, non è colpa mia, ma le parrocchie sono sempre di meno. Io non c'entro niente, però io giocavo da ragazzino all'Antoniano a Padova e c'erano i preti e c'era il cinema anche la domenica. Adesso ci sono mini appartamenti. Andate a vedere, Prato della Valle, fate due passi e lo trovate. Non so perché, non è mio compito sapere perché, so che quella è un'agenzia che è venuta meno. Totalmente, le società sportive hanno dei problemi. Andate a parlare con dei allenatori di calcio, di cose, c'è un'aggressività enorme. È un problema. La famiglia, mio nonno aveva 14 fratelli e sorelle, 15, non mi ricordo quanti. Io sono uno e lì mi sono fermato e non mi sento in colpa. Ho una figlia, appunto, quindi chiamare famiglia una cosa con 16-17 persone, cioè un branco, e chiamare nello stesso modo una roba sotto il livello della sussistenza, diciamo, sociale, non si può chiamarla.
Diciamoci la verità, è un'altra cosa. Abbiamo voluto che sia così, è giusto che sia così. Io sono contento, figuratevi voi se devo mettere io in discussione il fatto che una donna o un uomo lavori, ma ci mancherebbe altro. Non stiamo neanche parlarne qua questa sera, perdere il tempo. È ovvio che sia così. C'è una cardiologa, c'è un internista, pari sono. Però voi alle 2 di pomeriggio non siete a casa. È un adolescente, sì. E cosa fa? Non lo so. Guarda uomini e donne, non so cosa fa. Allora, anche quello, possiamo pensare a qualcosa? Certo, ovvio, tempo pieno. La scuola a tempo pieno è una prevenzione. È una prevenzione colossale, cioè ti dà un tempo di ascolto, no? Un professore, una professoressa che ti dice guarda, non dobbiamo parlare di italiano, di matematica, parliamo di te, che ti vedo strana. È una cosa così difficile da pensare. Beh, cosa siamo? La 6ª, 7ª potenza del mondo e abbiamo paura della scuola a tempo pieno? Questo vuol dire prevenzione. Però dopo, però scusate, se diciamo questo e voi dite con l'applauso che è ovvio, dopo però ne consegue un'altra cosa, che io devo pagare meglio gli insegnanti, perché non posso chiedere la stessa cosa, no, e poi pretendere il doppio. Allora devo mettere mano al portafoglio anche, perché c'è bisogno di più gente per più tempo, ma questo favorisce quello che si chiamano i danni economici legati alla salute, enormemente, perché se io costruisco, torno a dire, un centro dove c'è una ragazza, un ragazzo, io ti dico stai tranquillo, questo ragazzo, questa ragazza adesso dorme qua, va bene, non torna a casa, domani mattina va a scuola, poi ritorna nel centro, facciamo delle attività, gli diamo un aiuto anche dal punto di vista dello studio perché non sta andando tanto bene e gli mettiamo delle persone che lo aiutano e poi cominciamo con un approfondimento individuale, poi ricominciamo a chiamare i genitori che nel frattempo hanno fatto una cosa che non facevano da mesi, dormire. Perché finalmente dormi. Perché se tua figlia a 14 anni, io sfido chiunque di voi, torna alle 5 di mattina, voi dormite. Allora è un problema, certo, perché dopo cosa andate a lavorare alle 8 e siete di ferro. Non ce la fate. Allora questo è una prevenzione. Io adesso parlo di questo perché è una mia preoccupazione. Non è l'unica che ho, ovviamente. L'altra è l'opposto, cioè l'idea che noi abbiamo sbagliato tutto, adesso diciamoci la verità, abbiamo confuso le età, perché noi facciamo con l'infanzia quello che dovremmo fare con l'adolescenza e facciamo con l'adolescenza quello che dovremmo fare con l'infanzia. Cioè noi facciamo all'infanzia non ci interessa il controllo, non ci interessa essere lì, invece l'infanzia ha bisogno di questo. Poi succede che alcune cose noi le diamo per scontate. Per esempio il fatto che le persone siano sole. Essere soli ad una certa età è un discorso, essere soli in età evolutiva è tutt'altro discorso. E se io ho un cellulare in mano, sono solo. È inutile che state qua a dire i social, sono a-social. Non sono social, perché siamo soli con i social. Non c'è niente di male, però bisogna anche ragionare ogni tanto. Si può dire, ma il mondo va così. Ho capito, se pensiamo che il mondo va in una situazione un po' sbagliata, possiamo anche fare una retromarcia, cosa dite? Ci avremo anche il coraggio di dire, io sono per le scuole senza cellulari. Butto. Ma voi lo sapete, a proposito...
Uno dice come si fa a prevenire? Ma nella maniera più banale. Allora a Bologna una preside del liceo ha fatto mettere tutti i telefonini, ragazzi e insegnanti, la seconda cosa più difficile, dalle 8:30 all'1:30, va bene? Bene. Una settimana dopo è andato un giornalista a parlare con i ragazzi e con le ragazze per capire com'è andata questa esperienza. E una ragazza ha detto, non è male questa cosa qua che, durante l'intervallo parliamo. Cioè, voi capite? Allora, se io ho un nodo dell'esistenza, o ne posso parlare, o quello diventa una voragine. E questo è il problema. Se tu non riesci a parlare, a dire no, ho questo problema qua, non ho più, per esempio, non ho più voglia di vivere. Guardate che una delle cose più comuni nell'età evolutiva. Perché succede? Non è che sono dei malati di mente, è che magari hai perso una sicurezza, hai perso, non so, è morto il nonno a cui eri legato. Succedono delle cose, no? E perdi la via. E che male c'è? Cosa c'è di strano? Il problema è se lasci solo quel ragazzo o quella ragazza. Allora, il cellulare è una babysitter. Fra l'altro un po' stupida perché ripete sempre le stesse cose. E la scuola è quella che è. Formare all'ascolto non è una cosa semplice. Perché è più semplice fare un'ora sulla storia della letteratura piuttosto che dire a una ragazza facciamo 2 passi e così mi racconti un po' di te. È molto complicato. Lo so perché faccio questo mestiere. A volte basta una parola per giocarti l'alleanza con un ragazzo, con una ragazza. E se perdi quell'alleanza non ti dirà più che sta male. E tu pensi che stia meglio, ma non sta meglio, semplicemente muta. E noi dobbiamo sconfiggere il mutismo della esistenziale, ma non per criminalizzarlo o trasformarlo in chissà quali disagi. Io non penso neanche che l'anoressia sia necessariamente una malattia, sempre e comunque. A volte è un nodo dell'esistenza. È una delle reazioni più semplici e più ovvie smettere, perché quando anche a noi sarà capitato, no? A voi no? A me tante volte, che non stai bene per questioni tue personali e smetti di mangiare, oppure mangi troppo. È un indicatore di una banalità assoluta. O intervengo, oppure che Dio ce la mandi buona, ma questo non è civiltà. Professore, la riporto sempre sul nostro tema, il fil rouge della serata. Allora, lei non me ne voglia male, ma giustamente questi genitori vengono probabilmente anche giustamente sempre additati, no? E anche presi un attimino per le loro criticità, per le loro difficoltà. Mi rifaccio un caso molto drammatico, che è quello di quelle 2 ragazzine che a Riccione persero la vita quest'estate investite da un treno, passata 14 anni più o meno, passata la notte fuori casa. Il papà diceva vivevo per loro, era l'unica sera, diceva insomma, che non era andato a prenderle, e comunque più o meno giustamente dal web, dai social è stato additato chiaramente per un comportamento che è ovvio, non si lasciano delle ragazzine fuori la notte a quell'età. Naturalmente lui diceva mettetemi nei miei panni, mi hanno preso per sfinimento. No? Quante volte succede questa cosa? Al funerale il vescovo in qualche maniera però gli dà ragione, perché dice questi giovani devono anche sbagliare, non possiamo sempre dirgli quello che devono fare o proteggerli. Allora, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio e anche dalle cose che giustamente ha detto fino adesso, chi sbaglia qui? Il genitore che dà precocemente la fiducia a 2 ragazzine, le sue figlie? O forse
c'è qualche errore che ha fatto prima, non le ha educate a fidarsi abbastanza del prossimo, perché probabilmente sono arrivate in quella stazione distratte, o forse chi lo sa poi come hanno fatto a finire sotto quel treno, però quel dolore lì rimane. Io adesso non sono qua e non sono nessuno per giudicare nessuno, quindi non mi metto in cattedra a dire fai così. Penso, rifletto su alcune cose, credo abbastanza elementari, ovvie. Cioè, l'ho detto prima, 13 anni sono comunque 13 anni, non sono nel frattempo diventati 25. Primo, quindi io su questo rifletterei. È chiaro, scusate, non è che facciamo quelli strani, è chiaro che dietro c'è un interesse economico. Perché se io comincio a bere non a 18 anni ma a 13, chi vende alcol ci guadagna. Scusate, non è che se lo fabbricano in cantina. Se uno è in spiaggia alle 3 di notte e contrariamente a qualsiasi logica, ma contrariamente anche alle nostre leggi, perché sarebbe anche proibito, e c'è qualcuno che ti dà tutto quello che ti pare, basta che gli dai 15 euro e bevi non so quanti spritz, per me c'è un problema. Allora, seconda cosa, non è che ci obbliga nessuno a fare i figli, è una scelta nostra, quindi già ne facciamo pochi, almeno quei pochi. No, uno forse varrebbe la pena di capirci, non lo so, perché deve essere inevitabile dire di sì ad una ragazzina di 13-14 anni che ti chiede di andare, ma scusa, lei ha ricordato una tragedia, io ne ricordo un'altra che la ricordate anche voi, di quello che è successo in una discoteca vicino a Ancona, ed era mezzanotte e mezza. C'erano dei 14enni che erano entrati a mezzanotte. Allora, certo che ora un ragazzino te lo chiede, vabbè, cosa vuoi? Gli dite di sì? E se uno beve cicuta, voi gli date cicuta? Non so, cioè ci sarà un buon senso, perché se il buon senso non c'è più, se ritorniamo a sta roba banale che non se ne può più, ma così fanno tutti, ma non me ne frega niente che così facciano tutti, non lo so. Allora guardi, io una settimana fa, 10 giorni fa, ero a Palermo, il sindaco di Palermo, che è venuto alla mia conferenza, ha detto a me e a tutta la gente che c'era una cosa che a me la intuivo, forse non ci volevo fare i conti. In questa città c'è il crack. Ora, il crack, che lo sappiate o no, è una bomba che non restituisce il cervello come prima. Non è come un bicchierino in più. Non tutto ha gli stessi effetti, come ben sappiamo. Allora, io dico, ma se noi annunciamo questa cosa come un dato di fatto, io penso che no, non possiamo dire, c'è il crack, vabbè, come dire, c'è l'aranciata o non so, il latte di mandorla, non è la stessa cosa. Io non so cosa si debba fare, perché non sono un prefetto, non sono un politico, non sono un amministratore, abbiamo i sindaci, dobbiamo pensarci tutti, riflettere su tutto, ma questa sorta di buonismo generalizzato. Per cui fai quello che ti pare, torna all'ora che ti pare. Ma scusate, ma puoi tornare a 14 anni col motorino e fai magari 15 km per tornare a casa alle 4, alle 5, che sei più ubriaco di un nussaro quando tornavano dalla guerra? Ma io non so, ma è chiaro che vai a finire forse anche all'unità spinale. E non è bello finire all'unità spinale, forse possiamo anche, no,
quanto costa dire un no? Sempre di meno che una carrozzella. E credo che questo ci debba essere una nuova, come dire, coscienza pubblica, in cui ci sono delle regole, le regole disciplinano una famiglia, disciplinano una scuola, disciplinano una comunità. È così. Se no abdichiamo. Vabbè, però ci siamo tutti qua questa sera per abdicare. Io cosa devo dire? Se vado in giro per l'Italia c'è sempre tanta gente, per me è una responsabilità, perché la vivo male, perché se non ci fosse nessuno, ho detto, vabbè, si vede che i problemi li abbiamo risolti. Ma se c'è tanta gente, vuol dire che i problemi non li abbiamo risolti, stiamo cercando delle soluzioni. Beh, ci vuole coraggio per le soluzioni, o no? Cioè lei deve dire, da medico, deve dare anche lei alcune buone notizie, a volte anche non belle notizie. E sono regole della vita. Per esempio, la smetta di mangiare come un porco. Smettila, no, perché? Perché ti fai del male, perché c'hai dei figli, responsabilità, ho capito, c'ho una tristezza, e risolviamo la tristezza, ma non puoi mangiare lardo di colonnata alle 8 di mattina, perché succede un fatto. E poi con l'ictus rimani male. Allora, tutte queste cose qua, siamo civili, no? Sappiamo, non siamo nel 500 che ti curi con le ragnatele. Finalmente, io penso che anche questo sia una cosa bella, io sono contento, io vi ho ascoltato in maniera molto attenta, sono molto contento che voi esistiate. Perché vuol dire, no, nel senso che vuol dire che c'è della gente, no, ma perché non devo dirlo? Perché io mi fido. Il primo rapporto con diciamo, chi si occupa di salute è la fiducia. Se non hai fiducia, dove vuoi andare? Lei mi dice che ho un rischio, io dico, esco dal suo studio e dico, è matta. E muoio io, non lei. E quindi io devo fidarmi di quello che lei mi ha detto. Devo regolarmi rispetto alle cose che lei mi dice sulla base del fatto che io penso che lei sia una professionista, che abbia un'esperienza maggiore della mia. E allora se io mi fido di lei e di lei, perché non mi devo fidare del professore di matematica? È un'autorità, perché io non so niente di algebra, non mi ricordo niente di algebra. Quindi mi devo fidare di una persona che fa questo mestiere e tira su dei ragazzi e delle ragazze con delle competenze. Non ci trovo, cioè il rispetto dell'autorevolezza e quindi delle competenze, a proposito di merito, abbiamo fatto un polemicone sul merito, ma certo che ci vuole merito. È ovvio, non lo so io, non è che uno va dal chirurgo e dice vabbè stamattina chi c'è, dai, mi operi il primo che viene. Non credo che voi facciate così. Volete sapere o sperare che quella persona sia una persona, no, che abbia tanta esperienza. Normalmente un chirurgo ti dice quante operazioni ha fatto, la prima cosa che ti dice prima ancora di come si chiama. Perché? Perché è più importante quante operazioni che ha fatto che si chiami Mario, Giovanni o Marina. Poi questo è abbastanza secondario. Io voglio sapere che quella persona lì mi sta aiutando. La stessa identica cosa vale per l'educazione. Anzi, forse ancora di più, perché è ancora più a monte. E tutto questo mi rassicura. E se io sono più rassicurato, ho meno paure. E se ho meno paure, ho meno angosce. E vivo meglio. Io devo poter sapere a chi rivolgermi. Questo è un diritto di civiltà. Io devo sapere che c'è una persona brava, che posso chiamare, che non mi fa stare in waiting list per 6 mesi, 6 giorni, ma perché non sapete voi qual è il grande dolore? Il peggior dolore che noi possiamo dare
è un'attesa. L'attesa è terribile. Pensa a uno che fa l'attacco e ti danno il responso tra 2 mesi. Mamma, e cosa fai in quei 2 mesi? Pensi a tutte le patologie del mondo. Primo, vai su tutti i canali delle cose a vederti, no, le devastazioni, cose, eccetera, eccetera, pensi che tu peggio. No? Perché? Perché è ovvio. È come se un medico dicesse, guarda, gli esami, ma adesso torni tra una settimana. Tu non campi, non dormi, non mangi, non fai niente, stai in cantina. Cosa fai in attesa di quel ma? È la cosa peggiore che possiamo fare. E questo è un dolore, il dolore dell'attesa, il dolore della non risposta professionale, il dolore di essere soli davanti ai nostri problemi dell'esistenza. Tutti ci abbiamo dei problemi. Chi è che non? Se uno mi dice che non ha mai avuto un problema nell'esistenza è un idiota, secondo me. È una roba, non è possibile, è matematicamente impossibile, è incompatibile con la vita umana. Perché? Perché è così. Meno male che sia così, non so i gorilla come sono messi, però noi siamo messi così che ci fa paura, che abbiamo paura con l'età anche delle malattie. Io ho una paura tremenda di tutte le malattie. Infatti ho detto anche prima, mi volevano far vedere sta roba. Ho detto no, per carità, non voglio sapere niente io. Ho paura, io non vado da decenni a un congresso medico, perché mi ammalo automaticamente di tutte le patologie di cui parlano. Dicono anch'io ce l'ho quella roba. Quindi sono fatto così, sono fragile. E allora? Non è che la fragilità mi toglie autorevolezza, anzi. Senta, professore, prendendo spunto dal suo libro, la riporto al tema della relazione tra genitori e figli. E un capitolo si intitola proprio "E tu come stai?", che forse è una delle domande che dovremmo forse fare più spesso all'interno delle nostre famiglie, magari alla prevalenza, non so, il chiedere cosa hai fatto, non so che cosa non hai fatto, meglio, no? Piuttosto che entrare in empatia. La mia domanda però è un po' più, diciamo, sottile, perché in realtà genitori e figli dialogano molto, però molto spesso dialogano attraverso degli strumenti, un po' rifacendomi a quello che lei diceva prima. Ora lo smartphone, che può essere il messaggino, ora può essere la telefonata. Allora la mia domanda è, ma si può, cioè quel "e tu come stai" ha la stessa forza che detto, supponiamo, a colazione o a cena? Cioè nel senso che la presenza c'è perché li raggiungiamo telefonicamente o con un messaggino sempre costantemente, gli chiediamo magari anche come stanno, ha la stessa valenza? No, ovviamente no. Io durante il lockdown ho dovuto fare delle psicoterapie online perché mi sembrava anche giusto farle, ma adesso non le farei neanche pagato, non so cosa, ma perché non offenderei la sensibilità della persona. Io non ho bisogno di domandare solo come stai, io ho bisogno di sentire l'altra persona, perché non tutti si siedono su una poltrona nella stessa maniera. Ci sono 1000 modi per sedersi su una poltrona. Puoi sederti di puoi darmi subito la sensazione che non sta dando bene certe cose, oppure che le hai risolte, oppure che sei in una via di comprensione di certi nodi della tua esistenza. Io ho bisogno di vederli attraverso tante cose. Vabbè, il mio mestiere è bello per questo, non so cosa ci possa essere di così interessante. Io ho fatto anche delle psicoterapie in giro per il mondo online, ma non mi davano nessuna, non so, adesso per carità la 5G, ci sarà uno sviluppo, un futuro della medicina
straordinario e non metto in minima discussione che questo abbia delle enormi potenzialità. Però io sono un medico, però sono stato anche paziente. Mi sono successe delle cose nella mia vita, non proprio, sono andato 3 volte in coma, quindi non è che proprio... La prima volta, che guarda caso anche nemesi della vita, ero ricoverato nello stesso ospedale dove lavorava mio padre, solo in un reparto diverso, che era neurochirurgia, e mio padre faceva il clinico. Io me lo ricordo quando ho rivisto il neurochirurgo, indelebile, gli occhi, perché ti chiedi, no? Questo qua entra in camera, cosa mi dice? Lo devi poter sentire prima di fare la domanda, perché magari la domanda prevede anche una risposta un po' diplomatica. Tu vuoi sapere la verità, giusto? Tu vuoi sapere qua me la cavo o rimango fermo come sto adesso? E questa è un'occhiata. Questa ci sarà la 5G, la 7G, la 15G, faremo tutto quello che vogliamo, ma questo è un rapporto che questo sì che è una cura. La cura non è il farmaco, è anche una rassicurazione che viene, un occhiolino, dai, ma certo che sta andando bene, dai, hai paura. Basta questo, basta cosa stai, la diagnosi, tutto dopo, la prognosi, la terapia, la riabilitazione, tutta una cretinata. La cosa fondamentale è sì o no. E questo non lo devi scrivere su un pezzo di carta. Traspare dal tuo sguardo, anche da come ti muovi, da come ti avvicini a quel letto. E questo è il nostro mestiere, perché sennò... Allora scusate, se è tutto tecnologia saremo soppiantati da dei robot che faranno infermiere, faranno la flebo, perché dobbiamo pagare tutta sta gente? Arriva un piccoletto così, mezzo giapponese, cinese, non so cos'è, e ti mette il lago. Ma che roba è? Io non voglio questa cosa qua. Per un infermiere è una roba fondamentale. Ma pensa alla notte, alle 3 di notte. Sei solo dentro un ospedale pieno di gente, ma sei solo come un cane. E magari hai la debolezza di dire, magari, suono, chissà che venga. Poi ho detto niente, però magari ho mal di testa, mi invento una cosa pur di interrompere quella solitudine, quell'ora di notte, no? Perché tutto questo deve essere una cosa che non è adeguata ai tempi? Non so, scusate se ho dei dubbi, saranno anche cose ottocentesche, però a me tutta sta robetta qua mi sembra anche una cosa di riduzione delle nostre relazioni umane a qualche cosa di un algoritmo. Ma come si fa? Come si fa a pensare a una cosa del genere? Poi, certo, vogliamo poter, magari qua stasera, mentre io parlo, avete parlato voi, ci sarà qualcuno che ha prenotato la cena per domani sera. Vabbè, sotto, senza farsi vedere, una cena per 2, pizzeria... Vesuvio a lume di candela, non so, opzioni, fiori per la signora, non so, fai tutto, però questo non è la vita, dai, la vita comincerà quando ti siedi con la signora e c'è una candela. È così. Ma guardi, vuoi sapere, io sono molto contento, perché stanno succedendo delle cose interessanti, molto interessanti. Io modestamente l'avevo detto e scritto, perché così uno scrive permanent, che quest'estate non avrei mai comprato delle azioni in campo tecnologico.
Se uno mi avesse ascoltato e avesse venduto all'epoca un po' di azioni di Meta, cioè Facebook, ci avrebbe molti più soldi in tasca. È crollata del 60%. Non è colpa mia. Io non ho fatto niente, Però è così, siccome qua ci sono dei signori che con l'economia ci lavorano, insomma una roba che va giù come Tesla del 100% non è un successone. Il che vuol dire che il mondo così come è prefigurato, ipertecnologico, tutto e sarà così, eccetera, eccetera, secondo me non è esattamente così. Le cose saranno molto più complicate di così. E la tecnologia sarà come un treno veloce. Certo che sono contento di fare Roma-Milano in 3 ore e 10. Certo che sono contento, ma non è che poi tutto il giorno dici, sai, ci ho messo 3 ore e 10 e dopo un po', sai, ci ho messo anzi 3 ore e 8. Cioè, non è che mi cambia. Sono contento che ci sia uno strumento che fa sì che io possa andare a Milano, lavoro e forse rientro in serata. Bene. Adesso non è la civiltà. È uno strumento che ha fatto sì che mio nonno della carrozza vedesse delle navi a vapore, eccetera, eccetera. No? Ma adesso, insomma, non scambiamo, facciamo un baratto. Lei dice parlare con i ragazzi. Sa quanto? Io ho fatto una volta a Genova, il liceo psicopedagogico, abbiamo fatto una cosa semplicissima, abbiamo dato a 2 classi, abbiamo distribuito dei cronometri, questo era ovviamente prima della pandemia, e abbiamo detto alle ragazze e ai ragazzi, stasera quando siete tutti seduti intorno a un tavolo schiacciate, partiamo, quando si alza il primo dal tavolo rischiacciate e poi domani mattina facciamo i conti. Fatte tutte le misurazioni di tempo, diviso il numero delle persone, facilissimo, viene un numero medio di tempo della cena. Volete sapere quant'è? 13 minuti. Vi sembra tanto? Ma adesso secondo me nel frattempo è diminuito. Perché tu devi schiacciare anche se uno guarda il telefonino, non solo se si alza, perché è già assente in quel momento. Io sto dicendo presenza. Come va? Ti piace sto risottino? Cosa hai fatto oggi? Hai giocato a basket? Com'è andata? State vincendo? Come va il campionato interscolastico? Forti? Queste robe qua, no? E attraverso queste domandine capisco come va, ecco il come stai. Però non può essere una domanda rivoluzionaria, come stai? Perché come stai mi sembrerebbe anche il minimo sindacale. Ma diciamo che però provi a domandare come mai appunto. Lei non fa più telefonate e manda tanti messaggi. Perché non vuole sapere come sta. Perché se uno telefona a Giovanna, Certo. e la domanda iniziale della telefonata, ciao Giovanna, come stai? Giusto? E se questa dice, insomma, oh madonna, adesso, no, aspetta, la prossima volta, ma certo che è così. Se c'hai un'alternativa, una volta non c'era un'alternativa, o telefonavi o non telefonavi, oppure ti dovevi incontrare, ma era più complicato. La telefonata c'è, però c'era. Se adesso c'hai un'alternativa e mandi un WhatsApp, anzi mandi un emoticon, dici, ciao Giovanna, boom, 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 cuoricino. Secondo me è un momento di decadimento della nostra intelligenza, non siamo al massimo, Lo dicono anche le ricerche sul quoziente intellettivo. Volevo coinvolgere anche la dottoressa Cuccon su questo tema che ha citato prima della fiducia che il paziente nutre nei confronti del medico. Diciamo, è come ha detto il professor Crepeo, tutto sommato i pazienti poi seguono le indicazioni del medico. Ma possono seguirle o non seguirle, però io sono assolutamente d'accordo, la fiducia è indispensabile. Se non c'è fiducia tra medico e paziente, meglio cambiare medico.
Non ha alcun senso proseguire con quella terapia, non ha alcun senso andare a chiedere un'opinione a quel professionista. Se non ti fidi, cambia medico, cambia ospedale, cambia città, cambia qualcosa, altrimenti non andarci. È assolutamente indispensabile che ci sia. E io credo che la nostra sanità faccia ancora delle grandi cose. Quello che viene a mancare è la percezione di queste grandi cose, proprio perché viene a volte a mancare questo rapporto tra medico e paziente, un po' perché non c'è tempo, perché c'è tanta burocrazia, c'è tanto lavoro, ci sono pochi medici, ci sono pochi infermieri, dove tagli, dove puoi tagliare sul rapporto col paziente, gli parli meno. Cioè, le carte gliele devi fare, la terapia gliela devi dare, visitarlo devi visitare, cosa puoi fare? Puoi parlargli un po' meno, è l'unica cosa per riuscire a vederli tutti. Allora, alla fine le cose si fanno, però viene a mancare questa percezione di qualità, che ancora c'è e che ancora ci viene invidiata. E io ho fatto diversi periodi all'estero, però sono sempre tornata in Italia, perché secondo me la sanità migliore, più equa, più giusta, per tutti era questa. Abbiamo un po' perso col tempo, ma non poi così tanto quanto sembra. La percezione è stata persa, perché non abbiamo più tempo di instaurare questo rapporto che è indispensabile. C'è anche un tema di tecnologia nel suo lavoro specifico, che è una tecnologia, tra virgolette, buona, nel senso che è quella tecnologia che aiuta a accorciare i tempi anche nella diagnosi. Assolutamente. Io mi occupo molto di imaging ed è fondamentale. La tecnologia nell'ambito cardiologico ce n'è molta e sta progredendo tantissimo. Quello che stiamo facendo oggi 10 anni fa non lo facevamo, 15 anni fa non lo facevamo, per cui sì, c'è un'evoluzione velocissima, probabilmente aiutata dal fatto che ci sono molti malati di malattie cardiovascolari. Ovviamente una malattia rara purtroppo viene studiata meno, ci sono meno soldi che vengono messi su quei campi là. Noi, avendo molti pazienti purtroppo, abbiamo anche molti investimenti e la nostra tecnologia sta andando avanti molto velocemente in tutto il mondo, non solo da noi. Nell'ambito dell'imaging forse più vicino al clinico, uno riesce a fare una visita, riesce a parlare al malato e riesce anche a usare uno strumento per aiutarsi e completare la diagnosi, però deve esserci tutto. Ovviamente stiamo un po' andando verso uno scorporo igienico, stiamo andando in quella direzione, stiamo andando verso la direzione dell'intelligenza artificiale. Certo, uno strumento avrà un database che la mente umana non potrà mai avere e ci darà delle risposte che tutta l'esperienza di un medico ottantenne non è riuscita ad accumulare. Non sarà mai sufficiente, ci vorrà sempre l'empatia, ci vorrà sempre l'esperienza, ci vorrà sempre la persona che coordini tutto questo. Il futuro sta andando avanti veloce, stiamo un po' a vedere. Senta, dottor Sacchetta, fiducia, però anche collaborazione, perché un paziente che non collabora non è di grande aiuto per il suo mentore, diciamo. La fiducia, l'ha detto benissimo la dottoressa, è l'elemento che è costitutivo del rapporto medico-paziente. In più noi qui siamo due internisti, e ci metto anche il dottor Crepè in qualche modo perché non usiamo il bisturi, e questo già fa un po' da linea spartiacque nel rapporto col paziente, anche se noi vogliamo che anche il neurochirurgo ci guardi con un occhio umano, sono d'accordo. Ma poi c'è un'altra cosa, che noi stessi siamo terapia, nel senso che non è solo il rapporto, ma già come anche lei accennava prima, l'occhietto, la rassicurazione, prendere il tempo, condividere col paziente, ecco perché la collaborazione, a parte che se siamo in una problematica invece vera e propria psichiatrica, anche per noi internisti diventa molto difficile, quindi è molto importante anche delegare e coinvolgere il collega, perché ci può essere una rincorsa alla tecnologia autonoma, dico a internet, per decodificare il messaggio che viene dal medico.
Però noi stessi non dobbiamo dimenticarci che siamo terapia. Io sono profondamente convinto di questo e chi mi conosce sa che non solo quella che può essere la capacità di capire chi abbiamo davanti, cioè chi fa un lavoro di corsia o di ambulatorio da tanti anni e dove il bisturi è il fonendoscopio, le mani, il dialogo è fondamentale per cogliere. Io mi ricordo, la dottoressa lo sa bene, quando ho fatto la cardiologia col professor Camerini a Trieste, lui ci diceva, tra le varie cose che mi sono rimaste negli anni, ma l'angina del padre che ha perso la figlia non è l'angina dell'altra persona che ha l'angina da freddo perché va a Piazza d'Unità d'Italia quando c'è Bora. Ho risposto, Marco? Assolutamente. Allora, questo è anche un po' il momento in cui cerchiamo di coinvolgere la nostra platea, quindi se c'è qualche mano che nel frattempo si vuole alzare, io vengo da voi per raccogliere qualche vostra considerazione. Mi veniva da aggiungere a quello che ha detto... Anche aggiungendo un elemento di cui forse non sempre capiamo l'importanza. Cioè, nella cura anche il luogo ha la sua importanza. Cioè, e su questo non abbiamo investito così tanto in maniera creativa. Cioè, un ospedale bello, che non vuol dire con la moquette ovviamente, che non potrebbe avere, ma sto dicendo con chissà quale lusso. No, un posto... Io mi ricordo una discussione con Renzo Piano di questa cosa, che lui era stato consulente del professor Veronesi quando era ministro della Sanità. E il professor Veronesi aveva chiesto un'idea di ospedale. Dice, come deve essere un ospedale bello? E lui disse questa cosa che era fantastica. Dice, deve essere un posto dove ci sono degli alberi e gli alberi devono essere sempre un po' più alti dell'ospedale. Dice, ma perché? È perché hai diritto in quella corsia, il pomeriggio, che magari no, sei lì con la vestaglia, che giri, a guardare un albero, dice guarda che c'è il foliage, adesso diventa giallo, forse anche un po' rosso, e tra un po' sarà Natale. È una terapia, se tu non c'hai niente davanti, c'hai nulla. È un posto anche un po' con le pareti scrostate, anche chi ci lavora è meno gentile. È un dato di fatto, e la gentilezza parte dalla cura. No, dire, signor Rossi come va? E ti ricordi, e la moglie è tornata perché non stava tanto bene. E uno si ricorda, è gentilezza. E non è marketing, è gentilezza nelle relazioni, perché è bella, e questa cosa si avviene, parlo di un ospedale, parlo di un ambulatorio, parlo di una scuola, parlo di tutte le nostre istituzioni della nostra vita, devono essere anche belle, comode, che ti puoi sedere e magari avere anche una rivista. Queste cose basiche, perché non investiamo su questa cosa qua? Molto poco rispetto alle necessità. Guardi, lei parlava di Trieste, io sono più vecchio di voi. Basale. No, sì, anche, ma c'era un coetaneo di Basaglia che era famoso pediatra. È stato, adesso mi sfugge il nome, è stato straordinario. Io mi ricordo perché parlando, io ero un giovanissimo medico, e lui mi diceva, è impossibile che un reparto di pediatria non abbia il letto per la mamma. Non si può. Non so, inventato qualcosa, ma non si può lasciare un bambino solo la notte con un altro bambino o altri 4 bambini. No, ci deve essere un posto, non dico, però ci deve essere la mamma o papà o la nonna o quello che deve essere.
O è così o non ci può essere ospedale. Questo è un cambiamento apparentemente tecnico, architettonico. E no, perché quel bambino starà meglio in minor tempo, perché è più rassicurato. Ma pensate a un bambino, un'angoscia di stare da solo con dei dolori, mamma mia, ma è una roba non so, è elementare. Allora, perché uno non fa queste cose? Poi non parliamo poi delle cose ovvie, che non sono ovvie. Un hospice deve essere bello, perché siccome ci passi anche l'ultima parte della tua vita, deve essere un posto bello, con dei colori, con non so come dire, una sala dove puoi sederti e magari parlare con un'altra persona. Hai meno angoscia di morire. Questo cosa costa? Non è che stiamo parlando, tanto fare un ospedale brutto, farlo bello, costa lo stesso. E quindi conviene farlo bello. Come accennavo prima, se c'è qualche domanda siamo qui per raccoglierla. Professore, umiltà, riconoscenza e cortesia. Nel suo libro mette questi tre macigni, oserei dire, perché ormai oggi sappiamo benissimo, poi noi che lavoriamo a contatto costantemente col pubblico, poi in un campo difficile come la sanità, sappiamo benissimo quanto ci sia molto spesso, ma diremo anche al supermercato ormai, no? Tutto subito e magari anche in modo un po' spicciolo, quindi il tema della cortesia, lei accennava alla gentilezza prima. L'umiltà è la qualità delle persone intelligenti. Lo riconosci subito una persona intelligente, se è umile. Uno che sa tutto, insopportabile. Secondo me è insopportabile. Non parliamo del nostro mestiere perché è quasi offensivo, perché quel caso lì ancora non l'hai visto. Siccome siamo persone e non siamo casi clinici, siamo persone, che poi uno rientri in una casistica, questo è un altro paio di maniche, ma io non lo voglio neanche tanto sapere. Questo è roba di esposizione scientifica, questo è un altro paio di maniche. Io sono una persona e quindi ti rapporti a me sapendo che forse non sai tutto. È anche bello dire, quello che nel mio campo è evidente e nel vostro campo credo che lo sia ugualmente, è quello che si chiama compliance, cioè l'effetto che fa un farmaco. Ma come si fa a pensare che sia la stessa cosa? Io do un antidepressivo a una persona che non ci crede tanto, che non crede tanto nei psicofarmaci, oh Madonna, mi divento dipendente, chissà che effetti collaterali, c'ha tutti questi dubbi qua giusti, sarà un paziente che non reagisce bene, che è circa un terzo dei casi, non è poco, che proprio non gli fa niente, come l'acqua che sto bevendo. Oppure una persona che è curiosa, che è empatica, che dice sì, ma com'è, è nuova generazione, tu gli spieghi, guardi, non si preoccupi, per esempio, no? Con le pazienti, guardi che non ingrassa, non ha questo, bene, meno male, tutte queste cose qua, questo stesso identico farmaco funziona. Ha un effetto totalmente diverso, eppure lo stesso farmaco, più o meno stiamo parlando della stessa patologia, ma gli effetti sono quasi opposti, non dico totalmente opposti, ma molto diversi. E quindi questo perché siamo persone, ma forse anch'io in quel momento lì sono diverso. Come diceva lei, no? Noi siamo terapia, perché se in quel momento sei di fretta, c'hai altri problemi nella testa, giustamente c'hai altre cose, ma in quel momento lì sei sbrigativo. E uno dice, ma proprio con me deve essere sbrigativo.
No? C'ha fretta, si vede che c'ha un piede in corsia, va via, deve andare via. Io non sono niente. No? Anche questo non aiuta. Sono tutte piccole cose, sono dettagli, ma la somma dei dettagli fa un grandissimo cambiamento. Dottor Sacchetta, riagganciandoci a questo aspetto, oggi anche i vostri cellulari come specialisti, come medici, sono intasati da noi pazienti che vi scriviamo continuamente, no? Vi poniamo continuamente dei quesiti. Tornando alla comunicazione di prima, attraverso il cellulare tra genitore e figlio, no? Che abbiamo capito è una comunicazione, diciamo, un po' posticcia, un po' veloce, si rischia di perdere qualche cosa in questo? Sicuramente sì, ma mi chiedo poi, facendo il passo più lungo, oggi si parla molto di telemedicina. Allora, questa mediazione del medium nel rapporto paziente-specialista, diciamo. Allora, la telemedicina non è proprio quello di cui parlava prima il dottor Crepè, che è il riduzionismo al WhatsApp. Allora, io uso con i miei pazienti la mail, perché la mail me la guardo con più calma, lascio al paziente ad integrazione della visita comunque un'integrazione di relazione, quindi lui può dire io ho scritto con l'umiltà che dicevamo, per me pare che quell'esame ci dia questo tipo di indicazione. Questo è un aiuto. Telemedicina, Marco, è altro, cioè è un grande aiuto che noi abbreviamo dei tempi di esposizione dei casi noti, questo l'utilizzo già adesso, cardiologia Conegliano, monitora quelli che hanno i defibrillatori, che hanno dei pacemaker particolari e via dicendo, in unità coronarica c'è sempre qualcuno, quello ha un problema, comunica l'unità coronarica, questa è già telemedicina da noi. L'altra telemedicina è quello che già avviene al centro di medicina, che un refertatore che sta magari a casa sua si può guardare una TAC, come in America per risparmiare i soldi, fanno leggere le TAC e le risonanze agli indiani, perché così non pagano di notte i radiologi, perché quindi come fuso orario gli conviene pagare l'indiano. Quella è una telemedicina, ma dobbiamo integrarle, questo sono profondamente convinto, con la guida, come diceva la dottoressa, da parte del medico. Perché? Ma non lo dico perché ho 70 anni. Lo dico perché se no si moltiplicano gli esami anche inutili. Cioè se io non ascolto un cuore, un'ascoltazione del cuore fatta per bene, mi dà già una buona indicazione se un paziente ha una stenosi aortica severa. Adesso entro in un campo specifico. È chiaro che ho bisogno di un buon ecografista come la dottoressa per confermarmi questo. Però non posso andare avanti solo a fare ecografie e non ascoltare quella persona. Perché ascoltando quella persona non solo percepisco un colloquio, ma percepisco anche quella che noi chiamiamo la semeiotica. È tutto molto chiaro. Farei anche un bel applauso perché veramente questa sera è stata ed è ricchissima di contenuti. Ora, non ci credo che non abbiate domande, perché abbiamo ricevuto in queste settimane penso più di 1000 telefonate da voi, ci avete chiamati, ci tenevate tanto a poter entrare in relazione, in contatto con tutti noi, nello specifico anche sicuramente con il professor Crepè, tanto che tra di noi c'è anche una giovane studentessa che sogna di fare la sua professione, professore, e ha fatto, diciamo, il diavolo a 4 la sua professore per essere qui. Si chiama Sara, credo abbia delle domande da fare al professore. Non so se Sara vuole alzare la mano o è timida. È timida? È lassù? Ma allora se io arrivo da te, Sara, una domanda ce l'abbiamo per questo professore? È già sudata. Faccio una corsa, via! Eccoci qui.
Questa non era assolutamente preparata, eh? Dov'è Sara? Dai Sara, almeno un saluto ne vale la pena. Do il microfono al papà che è così. No, lasciamo Sara parlare. Qui presenti, no? Innanzitutto buonasera, sono Sara e sì, avrei una domanda per il professore Crepè, ovvero, anche io sono un adolescente e ha ragione quando dice che l'adolescenza, il periodo dell'adolescenza è un periodo di crisi. Se magari un adolescente magari non ha la possibilità di avere un supporto, diciamo, è possibile, tra virgolette, che se la cavi da solo, oppure nel senso riesce ad affrontare il problema comunque oppure ciò si ripercuoterà nel suo futuro, sempre questo problema che ha. Se non riesce, non ha un supporto, qualcuno che l'aiuta, no, come adolescente, questo si ripercuoterà nel suo futuro o riuscirà a cavarsela? La vita è meravigliosa, quindi non so, lei me lo domanda e io rispondo ricordando di quando io ero ragazzo, quindi i problemi certo che li avevo, quando non li avevo me li inventavo, quindi... poi all'epoca proprio non c'era proprio nessuno, non c'era neanche la neuropsichiatria infantile, più che tanto, era appena iniziata. Guardate che non è che c'è tutto da secoli. Allora, la prima cattedra di psichiatria 1975, prima era malattie neurologiche mentali, quindi la prima cosa 74-75. Quindi vedete che è una cosa recentissima, neuropsichiatria infantile più o meno la stessa cosa. Quindi vuol dire che negli anni 50, 60 c'era qualcuno che si occupava di tante cose, ma di nessuno in maniera. Quindi adesso abbiamo giustamente delle professioni, anzi molto specifiche, ed è giusto che sia così, e questo corrisponde anche a tanti percorsi formativi. Detto questo, certo che penso che ce la facciamo. Non potrei pensare in maniera diversa. Ce la facciamo in maniera diversa, ognuno con delle... Ma guarda, dico banalmente, no? Un ragazzo, una ragazza che hanno i loro problemi di quell'età, incontrano l'amore, un amore, e questa è una grossa terapia, enorme, di innamori, sogni, non vedi l'ora di vedere una persona, questa è già una forza, ti fa uscire di casa, andare, fare, organizzare. E magari fino a un mese prima stavi sul divano e non riuscivi a mettere il giorno con la sera. Quindi come fai a prevedere l'amore? Non si prevede, no? Non funziona su Tinder, guardi, lo dico già. Non funziona molto bene, quindi non è che basta un'app e abbiamo risolto i problemi. Cominciate a affrontare la vita per la complessità che è e vi darà, che ne so, un maestro è una terapia. Un professore, una persona che ti incanta per come parla, per come affronta un argomento, ti apre un mondo. Queste sono tutte terapie, sono tutte possibilità, mettiamola così. E con la possibilità cresci. Senza tutto questo fai molta più fatica. Quindi la tua domanda è giusta, abbiamo diritto a vivere, abbiamo diritto a incontrare qualcuno che ci insegna la strada, ma se dei genitori non sono così in grado, non ti preoccupare, c'è il resto della vita. Riesco a spiegare? Guarda che un professore, un maestro, chiamiamolo così, un maestro, non è che ci devi stare 10 anni
A volte basta un incontro abbastanza anche fugace che ti indica una cosa, ti nomina una parola e si apre un mondo. Il tuo compito è correre dietro a quel mondo. Questo non lo può fare il maestro, questo lo devi fare tu. Quindi in parte sei responsabile. Allora, un applauso che sottolinea insomma la bellezza di questa serata e per il quale vogliamo ringraziare i nostri ospiti di questa sera, e per ringraziarli in modo doveroso chiamerei sul palco il presidente Salvador, che vuole appunto chiudere, insomma tirare le somme di questa serata e anche dare un omaggio ai nostri ospiti. Tra l'altro vi ricordo che all'esterno ci ha accompagnato per tutta questa esperienza la libreria Tra le righe, dove è presente appunto l'ultimo libro del professor Crepè. Presidente, com'è andata? Mi sembra bene questa serata? Sì, direi di sì. E allora, prima di tutto ringrazio i relatori, il professor Sacchetta, la professoressa Cucon, il professor Crepè. Siamo partiti con il tema del dolore e siamo arrivati ad aprire delle finestre su quelli che sono gli aspetti del disagio sociale che riguardano un po' tutte le età. E questo è un altro tema, ci vorrebbe un'altra serata e può essere una bella occasione per riparlarne. Quando ero giovane io, il mondo era molto più ristretto. Il medico di famiglia conosceva tutte le famiglie del proprio comune, non serviva andare dal medico, il medico sapeva già che cosa avevi, perché sapevi che cosa facevi durante la vita, durante il giorno, perché era legato a un'economia contadina chiusa, familiare. Con l'avvento poi della globalizzazione, ognuno di noi è andato a cercare in giro per il mondo la propria identità. Ecco, io direi che dovremmo ritornare ad essere persone umili, semplici e, come diceva un famoso teologo tedesco, Dietrich Bonhoeffer, bisogna dare spazio alla fantasia e anche all'obbedienza, e che mette d'accordo le due cose è la responsabilità. Ecco, un richiamo alla responsabilità, ognuno per la propria parte, e direi che allora le cose potrebbero già funzionare meglio. Stasera abbiamo parlato del dolore. Io propongo che dovremmo parlare anche della gioia. E quindi il prossimo appuntamento, magari per questa primavera, parleremo della gioia di vivere, della felicità legata magari alle cose materiali e della gioia di vivere legata invece alle cose che amiamo, ai rapporti con le persone e che quelle sono, che rimangono e costituiscono poi una scuola di vita. Vi do appuntamento quindi ai prossimi convegni e spero di rivedervi numerosi anche per le prossime volte. Prima di chiudere, direi, come è d'usanza nei nostri incontri, di lasciare un ricordo ai relatori e quindi invito Martina. Ecco, questa è una pubblicazione. Sapete che Banca Prealpi è attiva, Banca Prealpi San Biagio è attiva su tutte quelle che sono le manifestazioni culturali del territorio. Questa è una raccolta di recuperi artistici fatti con il contributo di Banca Prealpi San Biagio. Ve ne facciamo dono, ecco, per promuovere il nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Uno anche per Marco. Complimenti Marco. Grazie. Grazie Marco per tutto quello che hai profuso per questa serata. Ringrazio ancora il sindaco che ci ha messo a disposizione questo auditorium, ringrazio ancora gli alpini, i soccorritori, il dottor Papes, Banca Prealpi San Biagio, il presidente, il direttore e tutti quanti i colleghi qui presenti.
e direi bene e alla prossima volta. Allora, vi fermo un attimo. Allora, adesso, fermi, non alziamoci tutti insieme così, vi chiedo proprio di usciamo in modo, diciamo, ordinato. All'esterno c'è proprio la libreria Tra le righe, abbiamo allestito uno spazio firmacopie, quindi potete trovare il professor Crepè che è a disposizione vostra, quindi potete incontrarlo all'esterno. Vorrei condividere il merito di questa serata con i colleghi, per esempio con Sandra Dal Bo, con Esther Dadalt, con Giuseppe Paris e non ultima Martina Tonin. Direi un grande applauso. Ecco, anche Sandra è scappata, ha fatto finta di salire sul palco, ma è timida. Sandra, dov'è? Presidente, un grazie ancora ai soccorritori di Conegliano, al gruppo Alpini di Parè, insomma abbiamo ringraziato tutti e ecco qui. Avanti Sandra. Qui. Esther, dov'è Esther che non la vediamo? Esther è già fuori col professore a fare il firmacopia. Grazie mille. Grazie, è stato veramente un piacere. Adesso facciamo grazie ancora a tutti e come dicevo prima, uscendo sapete che trovate il firmacopie del professor Crepè e vi chiederei comunque di uscire in modo ordinato, quindi con calma e di avviarvi verso l'uscita. Grazie ancora e buona serata a tutti.